Allora, il problema secondo me lo si sente proprio sulla pelle, no? Cioè chiunque si accorge che c'è qualche cosa che non va, no? Nel mondo, ma proprio partendo dalla sua vita, insomma, no? Parte di ingiustizie globali terrificanti, ma proprio insomma, una qualità. E anche contemporaneamente si accorge, perché questa è un'altra delle cose che non vanno, che a lui stesso e alle persone che gli sono intorno è continuamente sottratta capacità di incidere sullo stato di cose, no? Sulle decisioni che vengono prese, sui meccanismi, sui nessi sociali, sembra sempre che la governance, il potere sia sempre da qualche altra parte. No? Arrivano in un territorio, uso apposta questo termine, questo plurale così indefinito, gli alieni, no? Perché certe volte veramente sembrano degli alieni, arrivano in un territorio, impongono che la razionalità di quel territorio è questa, no? E può essere nucleare, può essere può essere chimico, può essere, no? Una serie di cose, che chiaramente vengono iscritte in un ragionamento di sistema che apparentemente è razionale. Peccato che tu non hai il tuo posto, la tua comunità non ha il tuo posto in quel ragionamento di sistema. Non solo, ma è un ragionamento di sistema che non parte da un ragionamento anteriore e condiviso. Cioè è come se qualcuno ti dicesse c'è un treno che parte, devi saltare su. E dici aspetta, ma che biglietto è? Cioè dove va sto treno? No? Chi ha deciso che quello era il treno da prendere effettivamente? Questo secondo me è una percezione che è trasversale, cioè non dipende dagli spiccioli politici che, insomma, che ognuno ha in tasca. E penso che questo sia il punto fondamentale, nel senso che chiaramente così come una grossa parte, diciamo, della governance, della ricerca, eccetera, anche questi nessi sono governati da un paradigma che è molto semplice, molto preciso, di per sé è legittimo, non è una questione di moralità, è una questione di scelte e di chi le fa però. E il paradigma chiaramente è quello dell'accumulazione di capitale, cioè non è un discorso da, come dicevamo prima, dinosauri dell'Ottocento, è una questione di definizione, stiamo in un regime di capitalismo, che significa un'accumulazione che proviene da un'accumulazione originaria, cioè che da qualche parte deve pur cominciare, no, ad accumulare, e il cui scopo è non il massimo vantaggio per tutti, stante il fatto che cosa sia vantaggioso deve essere condiviso, ma il maggior profitto per chi lo fa, il profitto. Cioè, questa è la razionalità principale della faccenda. Evidentemente una delle cose possibili è dire guarda, non c'è una visione, una proposta, no, di vita, appunto, tranne dinosauri del Novecento che chiaramente e per fortuna in molti casi sono naufragati. Però all'interno di questa crisi che viviamo, che è la più grossa crisi ecologica, energetica, sociale, economica che si sia mai vista e che è strutturale, evidentemente all'interno di questa crisi nasce un ragionamento che è diverso, che è quello, diciamo così, dei beni comuni, senza adesso fare della filosofia politica sofisticata. Secondo me ognuno un po' è capace di capire, di intendere, di sentire, no? Che cos'è un bene comune. C'è una parte di vita che non deve rientrare in quel paradigma lì che io non ho scelto, che nessun altro ha scelto, ma che viene imposto spesso anche manu militari, ma anche da noi. Potrà avere ragione o torto, ma chi dice, scusami, ma la TAV qua, argomentando anche molto bene, che ci sta a fare, o il nucleare qua che ci sta a fare, o questa feriera qua, o questo petrolchimico qua che mi pone, o questo Pomigliano qui che mi pone il solito dilemma o muori di lavoro o muori di fame. Cioè, perché no, io non riesco come comunità a rigestire in maniera diversa? Allora, ciò che è comune è l'accesso alla sfera necessaria del bios, di quello che permette la vita, che può essere, visto che viviamo in un contesto anche metropolitano, da una parte il denaro. Uno può dire la mia vita complessivamente è messa a disposizione, perché io sono un precario, ad esempio. Cos'è la precarietà? Se non il fatto che la tua vita nella totalità è un fattore di produzione, messa a disposizione senza chiedere permesso. No? Adesso vediamo che il lavoro a tempo indeterminato diventa quasi peggio, lanciando una provocazione, perché io forse sperabilmente fra 6 mesi sarò licenziato, cioè finisce la mia e troverò una roba che magari è meglio, ma altrimenti rischio di essere schiavo a vita
come in una stalla, no? In cui la mia vita è diventata un fattore di produzione complessivo per sempre, no? Paradossalmente, no? Quindi l'estensione totale della precarietà. Quindi il reddito, ad esempio, dice la mia vita a disposizione, voglio essere pagato perché sono vivo, quindi un reddito di cittadinanza. Questo chiaramente non va a intaccare i problemi tipo il riscaldamento globale o cose del genere, però è un momento in cui dico benissimo, però c'è anche un'altra parte di BIOS, che può essere l'accesso all'energia, che può essere l'accesso al cibo, alla catena alimentare, no? Cioè tutto ciò che definisce la dignità, la possibilità di vita, da una parte non deve essere una questione di profitto. Non c'è mercato sulla vita, su ciò che definisce giustizia e dignità della vita. Dall'altra ridiventa il fatto che, ad esempio, parlando di energia, che è parlare di cambiamenti climatici, l'energia, diciamo così, dicendola un po' poetica, è come se fosse l'acqua, no? C'è stata una battaglia recentemente sull'acqua, ancora in corso in questo paese, per l'acqua come bene comune al di fuori del mercato e non come un bene privato da gestire invece con logica mercantile di profitto. Beh, allo stesso modo l'energia è come un fluido del territorio, no? Che ricade sul territorio e che è bene che venga gestito avendone cura, preservandola, ma perché ci sia un accesso giusto e dignitoso per tutti, che esca dalla razionalità del mercato. Per cui anche il controllo della modalità d'uso dell'energia deve cambiare, no? E deve essere... Allora, insomma, alla fin fine la domanda è: vogliamo la governance? Cioè il Paroni a casa nostra ha un senso, ma deve essere quello vero. Non deve essere quello di escludente, deve essere quello reale che va alla nuccia del problema, non che rimane comunque all'interno del paradigma e diventa semplicemente l'espressione di un mal di pancia per riuscire a mangiare le ultime bricioline di una cosa di cui comunque il controllo sta da un'altra parte e si vuol mantenere da tutt'altra parte.